Benvenuti su Mizzica, il canale dove il dialetto siciliano si spiega. Oggi parliamo di una parola che spesso viene utilizzata a muzzo. La parola del giorno è tappinara. Ecco, questa è una tappina. Ma tappinara non vuol dire pantofolaia. Tappinara non è la classica donna che sta sempre in casa in ciabatte. La storia è molto più interessante e molto piccante. Torniamo indietro nel tempo, quando esistevano le case di appuntamento, le famose case chiuse. La matresse, le donne che gestivano queste case, usavano dei tappi come fiche al posto dei soldi veri, perché, semplice, per non far girare la moneta fra le ragazze, e quindi i clienti andavano in cassa ed effettuavano il cambio. E le donne che lavoravano lì? Ecco, erano le tappinare, ovvero le donne che facevano i tappi per vivere. Quindi, la prossima volta che senti questa parola, pensaci bene prima di utilizzarla. Se ti è piaciuta questa chicca linguistica, lascia un like, salva il video e taggo l'amico che utilizza sempre il dialetto amuzzo. Ecco, questa è una tappina. Il giorno è tappinara. E mia moglie non tira la tappina.